Per far arrabbiare a Clara parlo in italiano. Come tutti gli anni. Grazie. Allora, iniziamo. Benvenuti a tutti. Grazie. Siamo ormai giunti all'8ª edizione. Nessuno l'avrebbe detto, Penso che nessuno avrebbe mai pensato si potesse arrivare fino ad oggi e nessuno avrebbe mai scommesso un euro su questa manifestazione. E invece siamo qua ancora una volta e sempre più, oserei dire, perché no, internazionali, visto che quest'anno ospitiamo anche la premiazione del concorso di poesia a tema ambientale promosso dal sistema bibliotecario dell'Anglone e della Bassa Valle del Cughinas, rivolto a poeti da tutta la Sardegna e che oggi sono qua e saranno nostri ospiti e che dopo conosceremo e che intanto ringrazio. E quindi anche per loro che non conoscono la nostra manifestazione è doveroso fare un piccolo excursus storico sulla storia di Bulzi e Rima. Ormai noi la conosciamo a memoria, ma ve la ripeto un po'. La prima serata si svolse nel 2016 e così fino alla 4ª edizione in un luogo speciale per la poesia bulzese che è Carrella di Simpresa, poco distante da qua. Lì infatti dove sorgeva la calzoleria di zio Antonio Poveddu, il quale può essere definito un vero e proprio mecenate e che ha dato vita nella sua calzoleria ad un centro culturale grazie al quale si è resa possibile la conservazione e la diffusione della poesia dei poeti bulzesi del passato, ed è solo grazie alla sua passione e alla sua pazienza che è riuscito a custodire questo immenso patrimonio di poesie attraverso cui abbiamo potuto dare vita a Bulzi e Rima. Lo scopo fondamentale di Bulzi e Rima nasce con l'idea di tutelare, valorizzare e rendere pubblico questo patrimonio di versi. Da quella prima edizione i poeti del suo cenacolo, così veniva chiamata quella calzoleria che ormai era una vera e propria catena di montaggio, di produzione di versi e rime, questi poeti del passato hanno avuto il merito di riaccendere in alcuni giovani bulzesi la vena poetica, tanto che dal 2016 ad oggi, con un calo fisiologico, perché c'è stato un crollo di produzione negli ultimi 2-3 anni, soprattutto dopo la pandemia, siamo fermi a 800-900 poesie, circa 1 migliaio, ma comunque speriamo di aumentare e quindi siamo arrivati a, ripeto, quasi 1 migliaio di poesie in questi anni. Sì, ma il piegamente via WhatsApp. Certo, infatti si è cercato di riaccendere quel centro culturale, ovviamente con i mezzi di adesso, quindi tramite WhatsApp adesso ci si manda i messaggi. Il primo periodo si cercava di mantenere l'anonimato usando uno pseudonimo, come si faceva allora, perché allora si scriveva il fogliettino con la poesia, si consegnava in calzoleria, si firmava con uno pseudonimo, solitamente era un attacco a qualcuno della greffa lì dei poeti, e quindi ci si rispondeva così. Ovviamente adesso con WhatsApp è quasi impossibile mantenere l'anonimato, in memoria di questi poeti del passato. Alcuni di noi scrivono ancora e si firmano con lo pseudonimo, ma ormai sappiamo tutti chi siamo, insomma, quelli che scrivono. Vorrei ricordare, perché ho trovato un foglietto quest'anno in mezzo a delle poesie manoscritte che facevano parte della calzoleria, che mi sono state date quest'anno. Ci sono poesie di Gio Battista Marras, poesie di Cicu Pigureddu, e in mezzo a queste poesie ho trovato questo foglietto dove praticamente i poeti vengono definiti in qualche modo, no? E li voglio ricordare proprio come sono scritti in questo foglietto. Erano fondamentalmente i più assidui frequentatori della calzoleria e forse i poeti che più di tutti scrivevano in quel periodo lì. Giovanni Maria Cavizza è definito il poeta del dolore, Francesco Ciccu Pigureddu poeta del sentimento, Salvatore Cossu epico e battagliero, Costantino Dettori, del quale non abbiamo poesie in archivio almeno, poeta dell'allegria, Pasquale Pileri,
anche di lui non abbiamo nessuna poesia, idilliaco e bucolico, Antonio Maria Dettori, ambizioso, ma lui già si firmava così, perché, se non ricordo male, se non sbaglio, aveva avuto da ridire sulla metrica della Divina Commedia. E Giovan Battista Marras, che era uno dei più prolifici poeti dell'epoca, è definito il poeta della nostalgia. Giovan Battista Marras, quello che aveva la cartolibreria a Bulzi, disse di vendere più quaderni a compare Battista che a tutti i bambini della scuola, talmente scriveva. Tra gli altri poeti del suo cenacolo, Angelo Ricciu, in questo manoscritto è definito quale moderatore tra tutti i poeti della calzoleria. Egli è passato alla storia con lo pseudonimo di Tundidore, e sicuramente il più grande tra i poeti del suo cenacolo, uno dei più grandi poeti di Bulzi e dell'Anglona. È l'ultimo poeta della calzoleria ancora attivo ed è una delle memorie storiche più importanti per la ricerca e la catalogazione delle poesie e sostegno fondamentale per la realizzazione di Bulzi in rima. Infine, merita una menzione particolare zia Ziroima, la mamma di Clara, entrata in suo cenacolo con lo pseudonimo di Sedattu, unica donna a Bulzi ad aver sfidato apertamente con i suoi versi una società maschilista e poco aperta come il mondo della poesia in limba, scrivendo poesie bellissime all'altezza dei più famosi poeti bulzesi dell'epoca come Giovanni Budroni e Giorgio Pinna. E se oggi volessimo fare questo gioco e classificare i nuovi poeti del Sofogile, l'ho fatto io, però penso che non si offenda nessuno, dovrebbe essere giusto, perché il nuovo, diciamo, come posso dire, gruppo poetico è stato ribattezzato Suvoghile, e quindi possiamo dire che Benedetto Rocco è sicuramente un poeta alla ricerca della tradizione, Buvone è il poeta dell'allegria e della satira, Sant'Igo Inzetteri è il poeta più battagliero dell'attualità, sempre sul pezzo, ha una poesia per ogni cosa che succede nel mondo della politica, della televisione, di tutto. L'Inbidentu è il poeta più pungente, senza peli sulla lingua, sicuramente il più attaccabrighe. Poi c'è Vicario, che è il poeta della riflessione, ma anche uno dei poeti che sta nel mezzo tra innovazione e tradizione. Poi c'è Palmiro Sardu, che è sicuramente il poeta del sentimento, mentre il maestro Tundidore è oggi il poeta della nostalgia, che però non ha mai perso la sua satira pungente e il suo ruolo di moderatore all'interno del nuovo Foghile poetico bulzese. Ma come sempre noi cogliamo anche l'occasione attraverso la poesia in questa giornata per rivivere così storie, fatti divertenti del passato di Bulzi e, perché no, del presente e anche del futuro. Infatti ad aprire la serata, come ormai tradizione, sarà Nathan, 10 anni a novembre, vero? 18. Il 18, che è il più giovane e assiduo ospite della nostra manifestazione fin dalla terza edizione, che oggi declamerà a memoria alcuni versi in lingua sarda di un poeta bulzese, mentre a dare voce e anima ai versi dei poeti bulzesi saranno, come sempre, che ringrazio infinitamente, non bastano mai i ringraziamenti, Clara e Rolando, perché veramente con il loro impegno totalmente disinteressato accompagnano praticamente ormai da 8 anni la nostra manifestazione. E infine la serata sarà accompagnata dai canti del coro a concordo della confraternita, che sono là e che ringrazio anche perché loro sono sempre disponibili. Un grazie va all'amministrazione, il sindaco era qua, vi manda i saluti, eccolo là, ciao Bernardo. Amministrazione che continua a credere in questa manifestazione culturale che ormai è diventato un appuntamento fisso non solo dell'estate bulzese ma di tutta l'Anglona. Infatti dal 2020 Bulzi in Rima, oltre ad essersi spostata per motivi di sicurezza anche dovuti al Covid da Carrella di Simpresa in una piazzetta qua vicina a questa più grande piazza Santa Croce, ha aperto una finestra proprio sull'Anglona, ospitando durante la sesta edizione, quella del 2021, la poetessa di Laerru Vittoria Calzaghe, nipote d'arte del poeta di Laerru Paolo Conca,
E l'anno successivo, invece, quindi l'anno scorso, abbiamo ampliato il nostro orizzonte esplorando la poesia dei poeti dei territori vicini, e ospite della 7ª edizione è stato il poeta ittirese Antonio Maria Masia, che anche quest'anno è qua, eccolo qua. Bravo. Quindi possiamo dire ormai con un pizzico d'orgoglio che Bulls in Rima sta diventando un appuntamento culturale per tutta l'Anglona, tanto che, come vi ho già detto, quest'anno premieremo i vincitori del primo concorso poetico del sistema bibliotecario dell'Anglona, della Bassa Valle del Cubinas, un concorso a tema ambientale. Il titolo era Forti con le rime per l'ambiente. Il concorso è organizzato tra le iniziative del sistema bibliotecario per celebrare il Maggio dei Libri ed era articolato in una sezione con o senza rima in lingua sarda o in lingua italiana. Le poesie sono state giudicate da una giuria composta da Maurizio Brianda, insegnante e studioso della figura del sacerdote e poeta Pietro Casu, che è qua, Paola De Logu, responsabile del CEAS del Lago di Baraz di Sassari, che non c'è, vero? No. Fabio Salvatore Mazzau, laureato in lettere moderne e studioso del poeta arzachenese Raimondo Chiodino, che non c'è oggi, vero? Fabio non c'è. Carmelana Nuvoli, che è qui presente, della mia responsabile ed è la coordinatrice del sistema bibliotecario. E poi in giuria c'ero anch'io. Quindi in questa 8ª edizione gli ospiti della serata saranno proprio i poeti che hanno partecipato e che hanno vinto i primi 3 e poi quelli che hanno ricevuto un premio particolare da parte della giuria. Ringrazio tutti per la presenza e ringrazio anche i poeti che hanno partecipato e che ovviamente non hanno vinto. Le poesie erano tutte belle, però bisogna ovviamente fare delle scelte e fare delle selezioni, non si possono premiare tutti, altrimenti non sarebbe un concorso. Posso dirvi questo, che leggendo in questi anni ed archiviando tantissime poesie sono rimasto molto colpito in particolare da come i poeti del passato, ma anche quelli di oggi, dal più bravo al meno bravo, hanno sempre cercato di trattare in versi temi di stretta attualità. Quindi quando abbiamo pensato di collegare Bulls in Rima alla premiazione del concorso, ho pensato di aprire la serata con delle poesie a tema ambientale dei poeti bulsesi. Pensavo di trovare delle difficoltà, invece non ho avuto nessuna difficoltà, perché il tema ambientale è sempre stato un tema caro ai poeti, con una piccola differenza: i poeti del passato trattavano il tema ambientale per declamare l'amore, cioè la bellezza del creato era diciamo collegata a versi e poesie d'amore. Oggi invece i poeti di oggi sono un po' più fatalisti e magari collegano il tema ambientale al ruolo, diciamo, triste dell'uomo che ovviamente sta contribuendo al cambiamento climatico, e quindi si cerca sempre nelle poesie dei poeti, diciamo, moderni di evidenziare queste colpe dell'uomo che continua a sfruttare il nostro pianeta, che purtroppo non ha risorse infinite. Le poesie dei poeti bulsesi che parleranno di temi ambientali le ho affidate a Clara, mentre Rolando, a chiusura della serata, declamerà varie poesie meno serie, insomma, un po' per divertirci un pochettino e per farci dimenticare i problemi dell'attualità, ma devo sottolineare che anche nei temi più leggeri e meno impegnativi i poeti, sia del passato che di oggi, hanno sempre avuto un occhio attento all'attualità, soprattutto all'attualità locale. Queste poesie sono infatti uno dei documenti preziosi che ci presentano uno spaccato di vita di due Bulsi, non troppo lontani nel tempo ma completamente diversi. Uno è il Bulsi che non c'è più, quello del Sucenaculo, quello di Carrella de Simpresa, piena di gente, di vita e di attività, diciamo, imprenditoriali, quello della passeggiata nello stradone, quello dei comitati per le feste composti ogni anno da gente diversa, quello delle feste popolari strapiene di gente, e poi c'è l'altro Bulsi, quello di oggi, un po' stanco, vecchio, spopolato, quasi desertificato, un po' inaridito,
e non solo per la poca pioggia, perché ad essere inariditi sono un po' le nostre coscienze, le coscienze un po' di tutti i bulzesi, i nostri cuori sono un po' a secco, diciamo, in questo periodo. Ecco, le poesie che ho scelto a chiusura della serata raccontano, tra i battibecchi dei poeti della calzoleria e quelli in chiave moderna, dei poeti di oggi, diciamo questi due bulzi. Grazie. Prima di iniziare, perché poi se no ci dimentichiamo, non so se si fa adesso, se si fa dopo, lo facciamo adesso così ci togliamo subito il pensiero. Ringraziamo l'Ethnos Festival Letterario di Martis per il patrocinio al concorso e quindi per l'acquisto dei prodotti tipici locali che sono destinati ai primi 3 classificati. Le Proloco di Bulzi, Erola, Laerru, Santa Maria Coghinas e Tergu per il sostegno economico attraverso cui è stato possibile arricchire i premi. Il signor Vittorio Spezzigu di Laerru, il padre di Immacolata, la mia collega, gallurese, quindi abbiamo fatto un gemellaggio con la Gallura, anche quest'anno, che ha realizzato a mano l'intreccio dei cestini che contengono i prodotti destinati ai primi 3 poeti premiati. La Simbranos, società cooperativa per la donazione di 2 libri che abbiamo aggiunto ai premi, la Comes, che è la mia cooperativa per cui lavoro e che gestisce la biblioteca di Bulzi, il sistema bibliotecario dei comuni dell'Angrona e della Bassa Valle del Coghinas, il comune di Bulzi. Ringrazio i giurati, Carmelana, Paola, Maurizio e Fabio. Ringrazio ancora, perché come ho già detto non basta mai, Clara Farina e Rolando Piana per la loro totale e disinteressata disponibilità a dare vita e voce a questa manifestazione. Ringrazio i poeti vincitori del concorso presenti questa sera, ma anche tutti i poeti che hanno partecipato inviando la loro poesia al concorso. Infine un grazie particolare ad Anna Maria Puggioni, perché con la sua partecipazione al concorso e con la sua presenza qua oggi ha fatto a questa piccola manifestazione dedicata alla poesia bulzese un grandissimo regalo. Io mai mi sarei immaginato Anna Maria Puggioni a Bulzi in rima. Adesso basta, non vi annoio più e iniziamo con Nathan, che reciterà a memoria di Zizzos. Vi sveliamo un segreto, glielo diciamo. Allora, la poesia era un po' lunga, l'abbiamo ridotta, però studiare a memoria 8 quartine d'estate, quando si è in vacanza, era troppo. Allora ne abbiamo studiato solo 2 quartine, però abbiamo la poesia di riserva che ha imparato a scuola e per quello quindi siamo a posto. Quindi vi lascio con Nathan che recita Di Zizzos di Giovanni Antonio Cosso, che credo fosse lo zio di Paolo. Grazie. Zessere un buzzone, ricco de suave armonia, notte e die cantaia, protesa mezzus cantone. E se seri statuentu, taia in braccio leada, e taia collocata il luce de su firmamentu. Adesso Tai Tai. Tai talone, triga montone, triga estere, babbo un'orchestra, e in estere, zappitende vai, itte vai nieda, vai bianca, sa buddichina ma picca d'usanca. Ne abbiamo anche un'altra, Pioe Pioe. Pioe, baccula sinu, calighe di vino, calighe di abba, mesa meazza, mesi starellu, su pupuellu, che si salighera a pittola sala pacchera. Che questo imparato a scuola. Quindi, grazie Nathan. Adesso c'è il premio per Nathan. Immaginate dal 2019
un attestato ad anno, c'ha la cameretta piena di attestati e non sa più dove metterli. Guarda che dovrebbe essere quello là, c'è scritto Nathan Zallo. No, quello là, per me là. Quello là. No, vieni tu Andrea. Io. C'è anche questo. Quindi l'attestato di partecipazione, l'ennesimo attestato di partecipazione conferito a Nathan Zallu per la sua costante e assidua partecipazione alla manifestazione, con la speranza che possa coltivare la passione per la poesia, specie in lingua sarda, e diventare un grande poeta. C'è anche il libricino con tutte le poesie di oggi, e questo libricino che ci ha dato la regione a scuola con Grazia Deledda. Adesso, prima di Clara, la confraternita presenterà che cosa? Non lo so, perché è cambiato il programma e quindi non so cosa cambia. Qual era? Serenada di Francesco Pinneddo. Angelo Ricciu, Sasistaglione. Hierro, piove, isfritto. E gomo fiocca da lizera di docca da samanna colada te godin antico. Famido, in ratto isfozzido de umile vigus un anni escalato.
e fibuliato su elu. Como est un elu celeste, su vigo esfuzidos in trea foresta, es festa de sole e puzzones, de aves, de milli colores, de amore, de gozo. Istiu vestoso, de vruttoso, in ortos amenoso, sosfenoso, no benzan alluttoso. Umbroso se birdel de abbaso, sputtos a notte, ispian tremendis a luna. Saludo e fortuna, Satunzo con su capitane nos diede, budrones de ua in chelu, budrones ancora istettoso, sos che l'omniettoso non hanno a tardare. Cosimus, che tempus pro disisperare. Un applauso anche l'Uriccio, memoria storica de su cenacolo, ancora poete, mancari cussato lo pago, ma ancora poete. Ziromi la piga, un umattolo de fiores. Tenzo in preu ogni manzano, mi coltivo sos fiorese, vi tribaglio con amore, con delicatezza mano. Su fiore e su geranio lo coltivo e si spassizzu, mentre su bianculizzu lo coltivizzo in giardino. Videnzo su gelsomino, prosumattolo e si sposa, con sa profumata rosa, che non la miro mi spanta, sa uccuba, sa maranta, a fozza spintirinata, sa margherittina sfadata, sa e fucsia sa campana, e poi sa genziana, pianta meighinosa, e sta culza sa rosa, e si vaga in compagnia, de golovurolzenia, bindappo milli colorose, de rampicante il fiorese, so schimuda la savilla, e poi bappo sa lilla, con sortenzia zigante, e isadalia zimizzante a si stella marina. De Cristo sbappo si spina, ha fiorito il galanoso, e poi sol tulipanoso che si antara sossoloso, e bappo sos gladioloso, dello scoglie il tenzo brama, lo regalano a sa mamma, quando vaga in festa in domo. Sabrimula, zappo, gomo, su fiore primatiu, sul ranunculo sabiu, lo scoglio tutto in verano, penso sa fortica in mano, sego e puto a meraviglia, e bappo sa capomiglia, sa chi ristora su coro, sa chi giura la mezz'oro e la vata simmetria, su fiore Sant'Andria, sa stumba ludedico, sa pregatoria ispricco, con su cuore e con sa mente, in ammento sosparente, il dienno di l'insanno. Su manzano che da inganno, pisto costante in simpreu, e su giardino meu, lo coltivo con amore, canto che su Signore, issu e su fiore manno. Domenico Pinna, ammirende e contemplende su erano. Passato dei gerro ogni rigore, serenta arrivi su bello erano, e in tutt'ue dai su manzano allegro scantaninno de amore. A prima arrivo esa bella stagione, mamma natura genera s'amore dalla sa terra maggiore vigore, e brio spone di ogni persone. In tutt'ue fiori poesia, di ardente amorosa passione, e chitto su manzano ogni buzzone saluta con suave melodia. Annunziende con vera allegria chi de nou è storrato su erano, a dare luga e giara, a larga mano vaga e saluto e serena armonia. Sa generosa terra è spreparata, da chi su sole dal luce e calore, totta s'ammanta d'irde colore, e da isaera dulce e profumata. A menos campo si son preparende a si estire de varios fiorese, lizzoso e rosa al de belos colorese, a manzanile sidene isboccende. De ir de manto estida ogni pianta, bene prepara su suo fiore, a ponne frutto il de buono sapore, a gusto naturale, tutta canta. Totta è natura che è una vinzione, totta sta miru de vero splendore, con sa campagna che sto in fiore, con quadro so in bella visione,
Dì e notte risplende con vigore luna, lughe pura, che tutto va che ghie, e in onore a tanta poesia canta un verso suave di amore. Salvatore Sanna, Torturella. Questa che era cantata in re, vero, il tinottonario, sono che era esperto. Amabile Torturella, Tito da sa finestra, girende manca e a destra, sa tua mirata bella. E spicca suolo l'estra, beni presto, ueso eo, in braccio il mio stileo, con tanto affetto di leo, con tanto affetto e amore, in oga d'ogni fiore di vaga sentinella, amabile Torturella. E in così stanzia mia, benedindi a fare nido, in oga, incontrasa a bebbia un ramo fiorito, forse stuono l'albido, bene pro lo contemplare, in oga desincontrare suo padrono solamente, e con esso allegramente passa sa vita novella, amabile Torturella. Bene, torture istimata, dai gusto luogo ameno, disturbo in oga noccata, tutto calmo este sereno, e de amore spieno, aposento sienis tue, ma in te vaghe sicue solitaria vivende, beni, cattie ispettende, est un'anima zitella, amabile Torturella, est un'anima frigida, sa chi testi ispettende, e tua puro soffrende, vive sola dolorida, benedinde, chi sparida ogni piuma, cas bramosa, ogni piuma una rosa, chi sopra tie brillare e con solo arrivare, demus in parasistella, amabile Torturella, e stella del suo destino, chi a noi sfortuna data, vedi, bene, in questo giardino, chi tanto sfiore scada, e de issos in su sino, dovi vaga in su nido, d'ogni ramo fiorito, d'allegra in su cantare, Deo, totta a padare questa amorosa novella, amabile Torturella, da chi su meu balcone dico sempre in questo luogo, e con tanta passione mando miradas de vogo, ogni affanno, promè il gioco, basta dedere a tie, dai lontano ogni dia, e benza questo aposento, sempre con suo pensamento, deider lugente stella, amabile Torturella. Canopotto eo vicino, bennera ueses tue, dai gusto finestrino dito che candida nue, ma Matteo determino benne tinda le aree amboso, pro abitare in questo giardino meu, in oga, in santo recreo, passamo vita novella, amabile Torturella. Giovanni Budroni, che vide un grande poeta che ha cantato, sa cantatore sa chitarra, non è vero? Meda, solo signor Usardo. Quando canta il rossignolo in sa campagna vozzida, pare che cresca sa vita allontanando un zidolo. Quando in sa campagna mena intona s'armoniosa, sa oche tua amorosa, allontana ogni pena. Torra sa era serena, e scomparende un zidue. Cainue abitas tu e regna sa meno consolo, in sa campagna vozzida, quando canta il rossignolo. Quando in suratto e sulia divesa nende a saera che storrata primavera, ricca di dolce armonia, sa solita melodia con sa simbolica oche, parede chi nelza di noghe sa ricchezza gattan solo, in sa campagna vozzida, quando canta il rossignolo. A solito a taumbrare, anda solito un zidie, e inue, intendese a tie, dulce sa oche intonare. Tu e di solo il ciambare, sa tristura in allegria, sa ezzaia in pizzinnia e su camminare in volo, in sa campagna vozzida, quando canta il rossignolo. In su giardino in fiore ue, e sabba cristallina con sa oche divina, con angelico tenore dasa un invito a s'amore suavemente la tirasa, e con cantico girasa in d'ogni ameno rizzolo, in sa campagna vozzida, quando canta il rossignolo. Tue gira al frequente sa campagna fiorida, tue ses de gusta vida, armonia, coro e mente,
se saper su veramente ad ogni malinconia, che sei ricco e poesia, gira de volo in polo, in sta campagna vozzita, quando canta il rossignolo. E Giolzivinna invece è rondinetta sola, chissà che le dico sta rondinetta, Rondinetta livrinita, se il benni da domo mia, che rende sa compagnia de amore prossa vita. Se si entrata ola, va a tende su molinetto e a su tou ciuletto, comprendo che visti sola, dime noi tola, mostra sa malinconia, da tira sa compagnia, dura mia rondinetta però, se ne feminetta, non ti passa sa mania, rondinetta livrinita, se il benni da domo mia. Sì, chi sa giro, se boloso, senza stare vasicata, bene tende sa mirata, pure in tutto so schizzoloso, vinza bidere chi vin soloso, due il piccione scaia, pure senza compagnia, de femmina piccionedda, due troppo minoredda, no attona s'armonia, rondinedda livrinida, se il bene da domo mia. Lo smira sa oiu vissu, rintrisca suno a volare, pare chi li che il faldare più de canto promissu. Ma due sende con issu, diversa categoria, custa tua bramosia a pagare la comente. Succedi custo in sa gente, ma no in sa oladia, rondinedda livrinida, se il bene da domo mia. Che umana intenzione nottenza al fagerne sagazza, chirca in sa tua razza, rondinedda o rondinone, no ponza al confusione, vina sprode tribulia. Che a su tempo de sagria sieni sa fa che sou, luzzozzi sprocontu dou, e issu cambia in vita, rondinedda l'invrinida, se il bene da tomo mia. Romolo Fiori, sa natura, mira tu esa bellezza de questa libertà, già ti ne poter lograre, che è svanto e ricchezza. Isculta su bello canto de sos allegro sfuzzonese con melodiosa scantonese de su universo ispanto. Su profumo e sa natura diviene di allegria torrente di appizzinia che è pieno di ermosura. So sarmento spasculente in sa campagna fiorita ti stimolano a sa vita su sanzone il belende. Isculta su traino, pare sia fa e dende, sol giunco spieghende promane su divino. Sa frumicula che rende, preparende sa provvista, sa chicula vagabista, si la lea cantende. Mai trascura il di ammirare e fa che ne tesoro, ogni cosa ha vita e coro e la deve rispettare. Rispettare è dovere, non vive con rancore, dedica chi con amore, l'assende tutto creschere, e non ha fatto una licenza poetica in giambo da creschere prova che rima con dovere. Saluto a Fiori, a Romolo Fiori. Ancora? Ancora? Sotto? Ah, tutto. Su metronomo anonimo, questo l'unico che le sia adesso. No, perché non me lo ricordo neanche io, perché nell'archivio mi sono dimenticato di scrivere il nome, quindi non so chi sia. Questo è il teso difetto del stato anonimato, che da voi si vede come tenere questa identità del suo poeta. Infatti andava tu a giocare l'anonimato di tutti i premi che sono in Sardegna, sono più importanti da su manco da hanno giocato l'anonimato. Magari Antonio Masia non si è di accordo. Somine d'annalzo. Somine sa terra di stampato che ricchende va intro su petrolio, fattende a benzina o gasolio su mondo intreo ad arruinato. Sa plastica, bella s'invenzione che a tutto canta di spantato, terra e mare ad inquinato, agattamolo una soluzione. Proitte su danno e il medamanno, e mezzo sistemare questa questione va a tenere una legge introsanno. Non va nessuna giustificazione, bisogna da consare questo danno, se no
ricamus totus estinzione. Palmiro, suo compagno di scuola, che è diventato poeta filosofo, natura, peccato e pentimento. Sa montagna domina sa costera, ma noi si non abbiamo un luogo a fuire. Sa terra è destinata a finire e viviamo tutti in una terrera. Somile e sfragile, vile, si muove senza consetto, ignora di importanza e aspetto e rende questo mondo incivile. Su declino ha cominciato piano, lenta a pago su logo, ma a sa terra ha dato a sfogo e brugliato a feno e spiga e rano. Tutto si muove senza esso, manca senso e misura de sa terra non più scura e viviamo con dolore mesto. Chi è buono su signo, chi è dividi sa vita da sa morte, su destino, sa sorte, su terribile impigno. Sa forza de sa cose che non sono, su reale o su non reale, si storia che non fa che il male, de sumanità che vive s'abbandono. Tutto bene distruito, con quotidiana compulsione, usata senza termino e riglione, che nasce dai suoi amo si schino. Un'ombra peccato in brunis umanidade e su tempo che non resta dal brevidade che amore con essa su passato. Benedetto Rocco, alias Andrea Brianda, che bisogna io da Ionaro sempre che bisogna che il stato necessario per mezz'ora non va cosa la terra nostra, che sera da un Andrea Brianda per ogni comune. Per te, questo vicino travaglia che unisciau e a poleggi di un posto accorato in una buzziezzo e te sei fattende che usiamo il zende che ti sei suicidente quasi e c'è stato un fuoco che ha rapito tanto non eravamo che isso non ve lo fa che nessuno non le ha proposto travaglio manco una sisina come nessuno di noi le ha una sisina siamo tutti addebbatasi e tanto naro travaglia e travaglia si bevono di un impegno per fare tutto gusto e non solo gusto perché noi solo di ulsi in rima e io pedo veramente un applauso per Andrea per il suo travaglio che fa che prodotto. Poi già lì chi buzzi sono limbi maloso e si da futtata. Ah no, sì, posso dire. Ormai sono abituato. De gusta terra nostra sa padrona ses tu è suprema mamma natura governa sabba cristallina e pura fondamento de vita in ogni zona so vogo purudene su tammissu e canto su vogo è naturale in s'ambiente d'orra tutto uguale in s'equilibrio cadezzi su issu de s'aria e de suento comandante essa natura dotta poderosa purifica s'aera e donzi cosa modella s'ambiente circostante
essa terra dotta, essa dimora deviantal de ogni calidade, animales e desumanidade, que subra tutto el dominadora. Sa terra es pro tutto su criado sustentamento, mas el destruende de casa risorsa semus isfrutende, somine e su più interessato. Ma quando tutto vidi in armonia, sa natura vi sempre generosa, quando s'umanidade che ti osa, la trattaia che un'anemaia. Come s'umanidade es distruende tutto questo che esiste di natura, pro su virus umano non va cura, e questa terra semus a capende. Sa natura a poter fideloggiare che s'ambiente che era preservato, s'omine viva senza dare fado, proietta ancora si può salvare. Grazie Clara perché queste per le tue parole. Mamma mia, troppo gentile, andrà bene? Grazie Meda. Adesso passiamo alla premiazione del concorso. Carmelana ci dice due parole per come nasce il concorso e insomma il perché il sistema bibliotecario ha scelto questo tema. Un saluto a tutti, sarò molto breve. Questo concorso, che si chiama Forti con le rime per l'ambiente, nasce, come ha già anticipato Andrea, all'interno di una manifestazione di promozione della lettura che si chiama Il Maggio dei Libri, a cui le biblioteche del sistema bibliotecario ormai partecipano da diversi anni. E quest'anno il tema della campagna era appunto, in realtà lo slogan è "Se leggi sei forte". E noi ci siamo in qualche modo legati a uno dei filoni di questa tematica, che era appunto legato alla poesia, e quindi il nostro concorso ha preso proprio il nome da questo filone, che è appunto Forti con le rime. A questo abbiamo voluto aggiungere una parola per noi molto importante, che è la sostenibilità. Perché? Perché come sistema bibliotecario dei comuni dell'Anglona, che sono le biblioteche, le ricordo tutte perché ci tengo, sono 8 biblioteche che fanno un sistema: Bulzi, Chiaramonti, Erula, La Erru, Martis, Perfugas, Santa Maria Coghina e Tergu. Queste 8 biblioteche abbiamo fatto la scelta praticamente di destinare i fondi che il Ministero ci ha dato per l'acquisto di libri esclusivamente per un fondo che avesse come tematica l'Agenda 2030 e quindi tutti i 17 goal di questa agenda. Voi sapete che l'Agenda 2030 è un patto che è stato sottoscritto nel 2015 tra 193 paesi nel mondo e che riguarda il raggiungimento di alcuni traguardi importantissimi, molto ambiziosi, come sconfiggere la povertà, sconfiggere la fame, l'istruzione, diciamo, per tutti, contrastare il cambiamento climatico, insomma tutte cose molto importanti e che sicuramente molto importanti appunto per garantire il futuro alle prossime generazioni. Quindi, siccome abbiamo ritenuto che questo tema fosse importantissimo, noi come biblioteche abbiamo fatto questa scelta, per cui tutte le biblioteche hanno adottato 2 goal, per cui in ogni biblioteca voi troverete la documentazione relativamente a 2 goal particolari dell'agenda. In questo modo ogni goal, ogni traguardo ha una documentazione ben specifica che lo declina in diversi modi. Quindi questo abbiamo voluto unire, quindi il concorso, a questa tematica che per noi è molto importante. Diciamo che non facciamo soltanto questo, ma accanto, diciamo, a un fondo librario abbiamo tutta una serie di iniziative che le biblioteche fanno e che riguardano la promozione proprio di queste tematiche, per cui ci sono tantissimi laboratori che vengono fatti per esempio per divulgare queste tematiche per esempio con i bambini, anche con gli adulti. Abbiamo fatto delle mostre bibliografiche,
Abbiamo insomma anche sui social, dove abbiamo le nostre pagine, per esempio ogni tanto pubblichiamo dei contenuti che proprio riguardano queste tematiche, oppure facciamo dei concorsi come questo, di cui siamo molto orgogliosi, perché è andata molto bene. Abbiamo ricevuto tantissime poesie da tutta la Sardegna e tutte le poesie hanno centrato il tema, con sensibilità sicuramente molto diverse, però tutte quante con una consapevolezza di quanto questa tematica sia la tematica di oggi, del futuro fondamentale, di cui ci dobbiamo sicuramente occupare. Per cui io passo direttamente ai ringraziamenti di tutte le persone che hanno partecipato, di quelli che oggi sono venuti qua, e insomma i ringraziamenti li ha già fatti Andrea per la giuria, che ha lavorato veramente con molta competenza. Io non sono un'esperta, ho partecipato insomma all'interno della giuria come coordinatrice del sistema bibliotecario, e ognuno ci ha messo le sue competenze, per cui Paola De Logo, che per esempio oggi qui non è presente, che fa parte del centro di educazione ambientale, ha giudicato le poesie dal punto di vista proprio dall'aver centrato il tema in qualche modo, no? Allora, siccome stiamo parlando della giuria, sì, esatto, vi do il premio per la giuria, ecco, per aver partecipato. Okay. Questo è per Paola. Ok, questo glielo consegno. E la penna è stata offerta dalla Prorocco di Tergu, è realizzata con materiale ecosostenibile. Invece questo è tuo. Aspetta, ci siamo. Sì, questo è tuo. Aspetta, ce n'è un altro, questo no. Ah, questo è mio. Questo è. E invece questo qui è per Fabio e glielo dai tu, Mauri. A Maurizio gliel'ho già dato. Quindi Sabina e questo è Sabina. E allora possiamo iniziare con la premiazione, però faccio una cosa veloce. Visto che ci siamo, consegno anche un attestato di ringraziamento, diciamo prima a Clara Farina, sì, perché con il suo sostegno e la sua presenza costante fin dalla prima edizione, contribuendo e incoraggiando di anno in anno la crescita di Pulsi in Rima e dei nuovi poeti. A Rolando Piana, perché con il suo sostegno e la sua presenza costante ha contribuito alla crescita di Pulsi in Rima, incoraggiando e sostenendo i nuovi poeti del suo vovile bulzese. Lui è nel gruppo e lui si fa un sacco di risate quando mandiamo le poesie. E poi l'attestato di ringraziamento per il coro a concordo della Confraternita di Santa Croce di Bulzi, anzi coro a concordo, l'ho scritto in sardo, de Sagonfraria, de Santarughe, de Bulzi, perché con la vostra disponibilità e presenza costante fin dalla prima edizione avete arricchito con il vostro canto le serate di Pulsi in Rima e avete contribuito alla crescita di questa nostra manifestazione. Grazie. Quindi mi fate da vallette? Vabbè. Veline? Ok. Allora, possiamo iniziare con la premiazione del concorso. Quindi, Anna Maria, grazie mille. Riconoscimento alla carriera, perché veramente, certo, Anna Maria Puggioni. Sì, Anna Maria ha scritto Mi rende Saderra, il premio perché con la sua voce e la sua brillante carriera ha contribuito a far conoscere la Sardegna in tutto il mondo, e partecipando con i suoi versi alla prima edizione del concorso poetico Forti con le rime per l'ambiente ha dato lustro al premio di poesia organizzato dal nostro sistema bibliotecario.
Buonasera a tutti, è per me un momento di grande emozione, ma anche, devo dire, di grande piacere trovarmi qui in mezzo a voi. Scusami, claro, dovete in italiano, a paciência. Poi già seguimos. E quindi sono molto contenta, ma anche perché ho ritenuto doveroso partecipare ad un momento importantissimo come questo, che ha l'obiettivo di mettere in evidenza una situazione gravissima del nostro pianeta, una terra che soffre, lo sappiamo tutti, una terra che geme di fronte all'indifferenza e all'incuria umana, perché è così. Ci sono sempre stati, come molti dicono, e possiamo affermarlo anche noi, dei momenti critici che si riferiscono alla natura, però non mai così frequenti e non mai così intensi. Quindi bisogna intervenire e dare una svolta di fronte, diciamo, anche a chi spesso scuote le spalle dicendo che si tratta di catastrofismo, che si tratta di terrorismo. Non è così. Ciascuno di noi è responsabile, io per prima. Siamo responsabili del non aver rispettato e difeso una natura che il Signore ci aveva donato per potercene godere in maniera civile. Tutti quanti noi attraversiamo le strade e vediamo che le cunette sono un rifiuto continuo. I terreni dove pascolano gli animali sono rifiuti di elettrodomestici, di materassi e di tutto quello che l'uomo in maniera incosciente, purtroppo, senza pensare di rovinare un pianeta così bello, lo fa. E allora io dico, ciascuno di noi intervenga. È necessario dare una svolta, anche per far capire a chi deve intervenire e deve provvedere anticipatamente a salvaguardare questo nostro pianeta, in maniera che noi possiamo lasciare ai figli e nipoti un'aria respirabile. Quest'estate tutti abbiamo potuto notare che non si poteva stare fuori perché il caldo era eccessivo e quindi le conseguenze sono, lo sappiamo tutto, la desertificazione, la siccità. Naraiana, ma queste cose sono sempre state, andata al mare andiamo rapido, si cagna, andiamo al video. No, io nella mia età, 46-47 gradi a Berchida nel mio paese non li ho mai vissuti. Un caldo sì, ma erano naturalmente delle situazioni rare. Oggi purtroppo sono troppo frequenti. Quindi rispettiamo tutti la nostra terra prima che sia troppo tardi. Mi voglio solo alle scase e cesano sidene. Mi rende sa terra, caleschida in su mondo apogantado, sa tua incomparabile hermosura. Mi rende comente d'anconzado, in lacrimas mi solvo e in tristura. Sentenziata vive il mala guerra, non pare il manco due, amata terra, de plastica e petrolio garralzata, dai fuocos in piscina tramutata. Su giardino che Dio nos ha donato, non amo difeso e né rispettato. E come devianghimus in affanno, diluvioso e si cagna anno con anno. Gli sperdi duamo bellezas e colores, piantas seculares, pinzas e laores. Su sole brucia con raio de fuoco, e questa è il verità. Non è il gioco. Somine, malincorante e scuscenciato, sa terra d'offeso e scusseltato, meighina sto tue assemenato, enas e rios ad avvelenato. Inghiriata de fumos e scurigore, coraggia resta d'ammento e dolore. De chi è? Pro salvare terra e gente, perdido a sa vita ingiustamente. Interessa
festa de tanta indifferenza, vano potere e ranchi da realtare, sino sa meritata penitenzia, devian tu disispero e povertade. Ma mento, ora de festa e galania, gozadas in natura in pizzinia, tra bélidas e schiglia de armentos, soscoro il fin allegros e contentos. Como esto tu canta volottado, e non ha valore manco su passato, cancellende semul dai memoria, tradizione, identità e storia. Torre sa terra che in primaria bellezza, pische di onzi scera vivan in sicurezza, in che l'Olimpio schena nisciuna nue, puzzone, save, serrana si intendano dottue. Manden già luce, luna e stellos, somine, torre da ponere a quel veddos, se tottue di saura e malumore, sia de mezz'oro su tempul venidore. Ammenta, sa terra esprosomine ricchezza, donzunu de contivizza sa bellezza, conosca tempo de serenidade e amore e rispetto da umanidade. Naturalmente ringrazio tutti voi presenti, ringrazio tutte le persone, diciamo, che hanno collaborato. Andrea, con te che sei veramente una persona eccezionale in occasione di Ida, ma comunque ti dai veramente da fare e ti attivi per mandare avanti momenti come questi. L'augurio è che possiate continuare, come state facendo finora, a divulgare questo senso di sensibilità nei confronti della nostra terra. Lo state già facendo attraverso le biblioteche, nelle scuole, nelle palestre, negli oratori, in maniera che i ragazzi veramente capiscano che noi li vogliamo bene, perché dipende molto da noi. Quindi grazie a tutti quanti voi, grazie alle commissioni, grazie ai presentatori, grazie a tutti. Vogliamo lasciare un piccolo ricordo della tua partecipazione qui, della tua presenza e un pensierino. C'è anche l'opuscoletto con tutte le poesie di oggi, le vincitrici e quelle che sono state lette oggi a Busserino. Grazie mille. Bene. Proseguiamo con le menzioni. Mauri, mi aiuti? Quindi Francesca Pinducciu, La rottura dello spazio-tempo. C'era, sì, eccola qua. Leggiamo prima la motivazione. Sì. Chi hanno iscritto Fabio, chi lo spotti duenere e qualcuno l'ha iscritto Andrea, compresa con Sabro Anna Maria. Invece sono primo stress premio solo sapevo che il figlio iscrivereo e lo vediamo pure. La rottura dello spazio-tempo. Una narrazione in versi lineari dalla figuralità spesso elegante. L'eredità rotta e la precarietà dell'infinito che attraversa le generazioni si ricompongono in uno spazio-tempo recuperato, sottratto a una più ampia forma di giustizia. E ora sentiamo la poesia. Ce l'ha per voi? Sì, adesso la diciamo perché in realtà avevo letto Olbia, forse, può essere? Quindi Francesca Pinduccio è di Telti e quindi ci leggerà la sua poesia. Prego.
Il nonno si avvicina con passo svelto, lascia alla nipote il suo manifesto, una sveglia in frantumi, i postumi in terra della sua veglia. La nipote è adesso l'erede di lancette, rotelle e ingranaggi, schemi, appannaggi, di coloro che ci sono ma non si accorgono, che persino gli eterni muoiono. La nipote non ha scelta e in tutta fretta si propone di porre rimedio a quella distruzione e corre, corre, corre. Nella galassia di ormai soli fumi si levano le sabbie, implodono le stelle. Dentro alle loro stesse gabbie brillano incatenati i colpevoli e gli sconfortati. Immersa in un tempo senza più spazio e in uno spazio senza più tempo, la nipote si muove, ma non avanza. Il suo affanno un fiato rarefatto, che trova senso e slancio solo verso il compito di riparare il suo tempo, di riguadagnare il suo spazio. Ad un tratto, sul finire della via, la nipote è di nuovo in compagnia. C'è chi come lei cerca una soluzione ed insieme decidono di sfruttare del tempo la sospensione. Lancette e ingranaggi presto al loro posto, senza più inganni, senza più allarmi. Si sollevano così le loro guance, in un moto incerto di speranze. Ciò che resta loro è un tempo recuperato, uno spazio prezioso e limitato, sottratto a una più alta forma di giustizia che li vorrebbe sacrificati per ciò che altri hanno rovinato. In un presente appeso a un attimo, i nipoti siedono alla cattedra del rispetto. Hanno per allievi il mondo intero e cercano di trasmettere e salvaguardare la precarietà dell'infinito, quel Dio che ha quasi esaurito il suo ossigeno. Grazie. Un ricordo della serata e alcuni libricini, compreso quello di oggi. Grazie, grazie a tutti. Quindi continuiamo. La seconda menzione, Giovanna Maria Brundu, Sono un albero. In basato o in italiano? In italiano, in lingua italiana. Claro, forse si è subato di Ah. E vabbè, si capisce dopo. No, Canura vai da solo, non chiudo vai in italiano. Sì, vabbè, l'avevo detto. Claro. Ma non adesso, non oggi, non l'hanno. No, lo fanno dopo loro. Vai. Ma non c'è la figlia Ah, perfetto. di Perfugas. Una poesia forte, radicata nella semplicità. Rifuggendo sonorità retoriche, il messaggio ambientale cela la metafora dell'esistenza umana nella sua parentesi terrena, un delicato suggerimento che coniuga l'uomo con la natura. Ve la leggo? La leggo? La leggo io? Non avevo dubbi. Sono un albero, ho storie da raccontare, di foglie e di radici, di aria e di terra, di voli e di forza. Ho salsedine sulla mia corteccia e onde da dimenticare, sguardi di luna e carezze di sole, stelle arrampicate sui rami e canti di cicale. Ho primavere e bagliori d'autunno, tormenti d'inverni e quiete di neve. Ho ricordi di fronde al vento, di altalene e risate, di nidi e usignoli, di acqua di fiume e sabbia di mare. Ho ancora linfa nelle mie vene, germogli pronti a fiorire e rondini da aspettare. Lasciami vivere, ho tanto ancora da raccontare. Grazie. Bene, proseguiamo. Andrea Sioni, che mi sa non c'è, vero? No, lui è di Ierzu e quindi non credo che
mi aveva detto che probabilmente non sarebbe riuscito a venire. Leggiamo comunque la motivazione? Sì, leggiamo la motivazione. Una poesia che smorza i confini e si apre, mediante il Joyce echeggiante sui tacchi sierzesi, a un messaggio ambiguo e alle sollecitazioni interpretative del lettore, risolte entro un panismo di cedevole docilità. Quindi grazie Andrea Sioni per la partecipazione. E invece proseguiamo. Giovanna Maria Mela, Biddesi di Deu. L'ho detto bene? Già non so parlare in sardo, figuriamoci. Filastrocca oscillante tra la dimensione personale e comunitaria. L'invito, mai esplicitato, è quello di guardare al mondo con fare stuporoso, gustando un'appartenenza al tutto che è fondamento del rispetto e della tutela. Forse è meglio così. E buonasera a tutti. Quando si fanno tanti agli, no? In cammino, nelle torrente, si vede pure un po' nero e scendi pure certe cose, così è andata. Bedesi di Dio. Bedesi di Dio sono i monti di Gadura e d'Aglio, creati da un saggio o risciegati dalle mani. E come sono falati così, sono imbarati vedendo i volmi strani, dolci ed animali, di mostri e di passoni, oppure collocati con impegno e con intenzione per essere ammirati da tutte le stagioni. Bellezza di Dio è la Adi, un disogheo, bellezza di incanto igneriata dalle sarri, alleggiata dallo sole, dallo mare e dallo cielo. Visioni di colori che indorano i chitarri e scitano l'amore. Bellezza di paesaggi nati e sistemati a farro di cavalli, dallo rio Manno separati e dallo mare ben liati. Bellezza di Dio è lo mare che vigheo, sia appazzato, arrabbiato, me lo zilco e mi solleo da catallo d'ugnadì, sempre peggio e meraviglioso, sempre caro e sempre chi, come un amico primoroso. Bellezza di Dio è tutta la natura che sia anglona o sia cadura. Bellezza di Dio è lo mondo un treno e canto zistogheo un piccoleggio è pure mio. Grazie mille, il ricordo di questa serata. Grazie. Adesso abbiamo una sorpresa perché Anna Ballone canterà la poesia che abbiamo menzionato di Franco Cano, Un mon miglior. Ho detto bene? Sono bravissimo. Leggiamo la motivazione. La fantasia è illusione sotto forma di poesia, mantenendo intatta una voce lirica innamorata, incline al dialogo con gli elementi, il poeta conclude con una speranza. Ogni miglioria dell'uomo diventerà poesia, soltanto se si destina alla natura un posto in fondo al cuore. Buonasera, io sono molto emozionato di essere qui, di portare un piccolo contributo attraverso la lingua algherese. Io faccio il maestro di mestiere e da una trentina di anni porto l'algherese nella scuola insieme ad altri colleghi che si occupano appunto della salvaguardia della nostra lingua. Che dire, sono onorato e sono felice di aver sentito Anna Maria Pugioni, che non si ricorderà più di me. Io nella prima metà degli anni '80 ho partecipato più di una volta in alcuni concerti in cui c'eri anche tu
ed ero ammirato ogni volta che salivi sul palco. Devo dire questo, la partecipazione a questo concorso nasce da una richiesta di un caro amico che è Francesco Ballone, che è uno dei più grandi studiosi di lingua algherese, di quella che molti chiamano il catalano di Alghero. Noi lo chiamiamo l'algherese perché è la lingua che abbiamo imparato in casa dai nostri genitori e dai nostri nonni. Quindi dopo tante canzoni, tante per bambini, è una prima volta per me e anche per Anna, perché non abbiamo mai fatto niente insieme. Questa canzone è nata per Anna, è stata scritta proprio per Anna e io oggi è arrivata qui, quindi è una prima volta sia per me, emozionatissimo dopo 30 anni di musica, però è emozionatissimo perché per lei è proprio una prima volta, un piccolo battesimo che spero le porti tanta fortuna. Quanti anni ha? Sì, Franco, ha 5 anni, vero la bambina? Anna ha 5 anni, è bravissima. Ricordo, Anna,
Vieni Anna. Cognome com'è? Anna? Ballone. Ballone. Un ricordo di questa serata? Bravissima. Proseguiamo invece adesso con, oltre quindi le menzioni, il premio ha previsto due premi particolari. Un premio Anglona e un premio Bulsi in rima, che io mi sono permesso di chiamare premio Bulsi in rima Antonio Cubeddu Poetas de Voghile. Iniziamo col premio Anglona, che è stato assegnato a Natalia Casula di Laerro con la poesia Sulumu. Leggiamo la motivazione, sì. Per aver rappresentato in uno scorcio del passato di Laerro l'Anglona antica, terra di grano e di poeti, dove il sole si ferma più a lungo e che oggi è solo un ricordo. La poesia è una fotografia in movimento e racconta di come l'uomo abbia sostituito la fresca ombra di un olmo con una colata di cemento. Ce l'ho qua, dovrei solo trovarla. Faccio prima. Si vede? Certo. Tanto questa poesia, come Anna Durimmo, nasce proprio per dimostrare come bastaia di un'aifore quando non vede i condizionatori in tredomo e quando a mare si andaia da paglia nuda, che quando noi fummo minori andare a mare vedo una cosa che non si fa via ogni dia. E quindi su tempo nostro lo passaimo su quest'aifore, che noi siamo in famiglia con questa fortuna dell'era davanti a domo. Quindi questa cosa poi è diventata uno sentito, un insamento della famiglia mia, Ramos. E quindi Sulumu, manno vi manno, bello vi bello, imponenza geniosa, monumento galano, pomposo in Santa Rughe, sopra sa fontanella, fruttas amprosas, forzas generosas, queian sui puzzones dai samami su sole, umbra proso in mannos, sezidos in sicalina, creatura al giogente in sabanzi gallella. De gusto frico bello, sola il reso e pazzoso sin dall'odiaiana. Fi bella sabiata impedrada, con saivore manna, su murito e sagora de abba pioana. E dai come poi a mi pelledo dotto, sabiata nostra estimata, una valadolza in cimento è inventata, pro dare agio a rodas in movimento. Ma in coro nostro, in sammente creaturas, imbara al reparo dai meriana caluras. Grazie. Ricordo di questa vittoria. Grazie. Prego. E proseguiamo con
premio Bulsi in rima Antonio Cuvedu Poetas de Voghile ad Angelo Ricciu con AES in Libertade. Zio Angelo mi sa che è andato via, l'ho visto poco fa incamminarsi, perché Zio Angelo è stato poco bene, ha avuto un piccolo intervento al cuore, quindi probabilmente si è stancato subito. Leggiamo la... sì, ce l'ho qua. Vabbè. Quindi la motivazione per il premio a Zio Angelo, per l'impegno a mantenere viva la tradizione poetica abruzzese che dalla calzoleria di Antonio Cuvedu, vero e proprio centro culturale, è giunta fino ai nostri giorni, evolvendosi nel cosiddetto Foghile, maestro dell'arte poetica, alimenta e sostiene i nuovi poeti abruzzesi, contribuendo ad arricchire di anno in anno la manifestazione poetica denominata Bulsi in rima. Un applauso a Zio Angelo. E passiamo ai primi tre classificati. Il terzo premio va a Lorenzo Azzeni in arte Onnis, di Olbia, giusto? Di Olbia, giusto? Ok. Con la poesia Si fa Sarru. Leggiamo questa motivazione. Sì. Sa poesia de Onnis, Lorenzo Azzeni, narra da suo lettore de abbaidare e mirare con attenzione un miracolo. Su senso de una oggio che va là sopra su Green McDonald, de Galesi sia giardino. Su ruo e sa salsedine, su un salmalaiscionese, che su poete fa che falare sopra su trende. Una figuralità de Noa, ricercata e con figura retorica trovociata sa suna con sattera. Uno tripaglio che pare dare fastidio al suo lettore e dunque, scontrario, a suo senso di equilibrio proprio dessa poesia tradizionale. Solo in bazzos, italiano, sardo, inglese, si scontrano con sa natura artificiosa del sol giardinoso de esotico spaccio. S'intelo poetico si rezzede con suo fono simbolismo, allitterazione e omoteleutos. Sa tematica lascia da banda ogni intenzione edificante, ma si mostra metafora del suo più uso comune e attuale consumismo. Buonasera a tutti. Patate di Lucca gremono terre, gemme gemine ed esotico spaccio. Svettate cime, Mattie non vede il mare, svettate cime, non vede il mare, Mattie. Vana fossi in terra la terra vana, vano fossi in terra Prato McDonald. Ma in te la sterpe serpe assidua s'insinua, rammenta aspra, sgradita la vita. Si fa Sarrù, inaudito, estirpato dal prato, pomposo d'inestimate riverse, acque all'artificio, da spa si dicon vestali di pan, vessilli grim pei vessalli del tren. Divo madido, dea riversa, ma fighiu dal parabrezza, ammalia marmeridi di Merì, ammaliante minacci mantimec, ciaffate montanti taurine, l'incalzi, mossia, insorgi, morde gli germogli, marma cumba d'undì, sorte sabia, abba riversa, abba rivolta, erba in sabbia, sabbia in perda, riversa, i giorni riverserai. Questo è un piccolo premio, un piccolo ricordo, però era nero, quindi non riuscivo a scriverci il coso del concorso, l'ho scritto con un pastello bianco, spero che non si cancelli. Prego. Tanto non ci vedo bene lo stesso. Quindi va benissimo. Grazie. Aspetta che ti diamo.
Molto piaciuto. Grazie. Realizzati a mano da internet. Solo quello però. Grazie mille, c'era passato e un piacere di grazie. Sì. Bene. Secondo classificato, secondo premio, Antonio Ignazio Garau con E poeta ti queixas, giusto? Vai, vai. Vai. Andiamo con la motivazione. Sì. Sa poesia di Antonio Ignazio Garau è poesia di tradizione che canta sa tematica ambientale con urgenza e su mattessi tempo su con ammonimento. Sa magistrale e repentina del suo poeta che red incalzare e biresessi bene somide moderno e tutto sa sua contraddizione, incominciando dai suo vivere solo di apparenza. In questo mondo di apparenza, dunque, è possibile che parisi a sa recolta differenziata agattemos cunettas garriga al de algia. In speranza, adesso l'ultimo verso, è scussa de ponderemente, pensende a fizzal nostros. Questa è una repentina che è una delle forme poetiche del campionato di Aristainsi, del campionato del Mesu, della Marmitata, della Trecenta, che arriscanta dei sparessi e che una socioculturale, uno scanto piccioccosu, che dinanta a repentina e mutettosu, esti cercando di salvare e di tornare a biazzai. E poi ti gescias. Sa raccolta severata è standendo a biriglia sciorta, severata sa raccolta non è plus un'utopia, ma su sarto ororebia tutto brutto me comparto, ororebia su sarto prene allica fogliata. Non ti gescisi dessannata, proprio tu non tu merescisi, dessannata non ti gescisi, che da mutà su Lima. Noi più commenti a prima, in Sardegna e in continenti, che a primo noi commenti che faendi e temporadas. S'acqua ghetta da ondadas e sa terra non rispettala, a ondadas s'acqua ghettata, mancai tu in odugrettas. A uriga sudra di ettas, con s'economia burda, ti ghettas a uriga surda e pensa solo a sa bussa. Ecca ti comanda cussa, ma su mondo ben no andala. Cussa è chi ti comandala, dess'ambiente di indifrigas. Su dormento ti duvigas, ma non è inquinamento. Ti duvigas su dormento chi potui è inflazione. Scetti cussa è sa ragione e a tia di pari giusta. Sa ragione e scetti cussa e a parri tua sena de a risco. Finza sa Papa Francisco sa cosa da declarata, finza sa Francisco Papa s'enciclica da descritta. Po comprendi su voitta de su che tu sei faendi, su voitta po comprendi ma la tratta sa terra. E se tutto guerra è sempre in afolotto, guerra gese tutto e non asi scramentao. Ancora non has imparato che sta arrivata a sora, non has imparato ancora a rispettare sul luogo. Accabate ponni fuoco e sa guerra tu il lassata, de ponni fuoco accabata e stimando s'ambienti. Su mari e su vadenti ha rispettato su pari, su vadenti e su mari smengue impressis a CO2. Desso zono dengo in susu, si m'ascolta ti questiono, in cui in susu desso zono sempre bruso infinighenti. Sa temperatura è aziendi, se usa croppo de callura, aziendi e sa temperatura a riscauso de goi che bagna. Su problema è sa sicagna, muda tutto su sistema, de sicagna su problema, crei mia, non se o vagliaccio. Dei spollusu su ghiaccio e forrendisi a ghiacciolusu, su ghiaccio dei spollusu a megara desi scallai. A un didotto ollisandai, sempre sesina follotto. A un di ollisandai dotto, che non si comprende pruso. Su mondo filustuso, è malaido e moribondo.
de fillus tu su mundu arrischendi esse a capo, e d'ofere donni a babbo non desidoni si dispraceri, de donni a babbo e d'oferi beni a se d'allogai. Grazie ad innanto torrai, chi si tu lassa sano, e chi sei buono cristiano ti conveni da cambiai, e podui ad alleviai questo veso de coscienza. Grazie. Grazie a suo sistema bibliotecario, grazie ai organizzatori e grazie a sa giuria. Deo faccio mio sui fueddus bellus de Anna Maria Bugioni, pochi sigheasa e iniziativa come te gustas srediti, o dirai soligas a nos uomini in conto des questioni des ambienti se usu. Troppo pensando a altre cose, se pensando scetti a fare dinai, a incunciare dinai e non comprendevo che se scudendo sia a Samarra a paese. Grazie. C'è da dire che i prodotti sono di Laerru, Martis, Perfugas, Bulzi e basta. Primo premio Luigi Angeli, Gigi, noto Gigi, lo stavo per dire. Allora, questa non la so dire. E l'udiseltu presa la dinta. Ah, di Inta. Andiamo con la motivazione. Sa poesia de Gigi Angeli pone da dainanti a suo social del suo lettore tutta l'urgenza dessa tematica ambientale. Una tematica che su poeta rende d'originale, fondendola con sa metafora novecentesca del suo deserto, impittata per non scomprendere da Grazia Deledda, Ungaretti e Buzzatti. Sa poesia, in settenario su dendecasillabo, si regge de sopra due pilastros, su deserto e su progresso, chi pare incurrere a sa mattessi velocidade, trazende sos omines a una trista e anticipata dispedida. E les omines a culpa, sa pregunta est ovviamente retorica, ca, pro la narrere con Oriana Fallaci, su progresso e sprogresso solo si accompagnato da esumanesimo. Grazie Meda, e mi fa che Meda piacere. Sia iniziativa del suo tema, fai giusto me, forse se già mi comprendete. E soprattutto sul tema, l'ambiente. Noi non lo sappiamo, ma siamo vivendo un momento storico che non ha paresi in storia vivida finamente a oggi. Un esempio mi distrinto. In su 1970, sopra la faccia della terra, abbiamo 3 miliardi e mezzo di aminas. Per arrivare a questo numero, non secolo, un millennio, no, abbiamo impittato eras. È un momento, Angela, perché le sue trasmissioni ha sempre fatto metas importanti scientificamente sprovate. E Narayana già dai dando la trasmissione di Habitat. Narayana, che in salco de mancano del suo secolo,
questa popolazione mondiale ha doppiato questa verità. Oggi siamo sopra 8 miliardi di aminas. Adesso hanno ridotto tanto che l'ho prodotto, non è vero. Donzazione in natura abbiamo studiato in scuola che si vuole, ma da spazio, tempo, velocità. Vado un equilibrio, si va in equilibrio in queste tre componenti. Se una è gusta, le ha su sopravvento, s'equilibrio, moriti, cessate. Noi in base a questa velocità esponenziale che ci ha portato a 8 miliardi e mezzo, che è la velocità esponenziale umana, è trasmigrata in donzazione di somine e della natura. Oggi viviamo in funzione della velocità che si è mandicato in spazio, cioè luogo e tempo. Se oggi lei sono computer narrare, casa, e gli è passato, però è più veloce. E così è tutto, donzazione. No, questa velocità ha creato sul deserto, i deserti, e il deserto avanza sul deserto, le adinchita, il deserto pida dinta, proite crea sul deserto del suo connotto, proite crea sul deserto vero, no, chi arrena da sui buscos che vivini prima, proite crea sul deserto del babbauzzo, donzanno, morini a mezza del babbauzzo, si ispira. Volammentate voi su carritolo, le schidesi te su carritolo. Su carritolo vede quel cervo volante, no? Che dai risedo noi, delle ocaiamo, sono adente, lo leiamo per il soccorso. Lo passiamo in Samaglia e la naraiamo. Balla balla carretolo che su 25 maggio il sapito su Azzolo. E vedo uno gioco. Con questo gioco ha giocato babbo, minanno, besaio e avanza indietro. In so gioco, in su 69 che vi nascito il vizio mio. No, però non ha questa velocità di come si mandica il suo notto e come si mandica la sua scultura. Penso io quando li fai da io da Batman, ma ne era io da che rivedo mazzi in gazzetta. Cioè, questa velocità che ha mandicato a Batman e cosa scrivone hanno fatto. Ecco, la velocità che stravolge il nostro procedere, questo è il senso, da cui i deserti è lo deserto pida di Inta e Bolalezzo. Non vi do bene. Come torneremo all'altro, se è uno io pure, questo non mi piace. E lo deserto presa la dinta. Da tempo lo deserto si posta via e avanza. Trovato da disegno innaturale. Também, dello scusselto, ne intendi la laglianza e figliolo, se tu figlioli l'hai già in l'umitale. Peraltro non è solo, arricca e l'usaculo la mutanza con i nuovi segnali di trista eredità.
un palo in pena dell'umanità. E curri perseguiti da siti, dalla fame, da sicari a pacca di tirani, arrena poi compreta ni pesa risogrami, paghi un pammari a rischio, e lo domani sbalca in terrangena, onde spunì la pena, e agattassi in pace a faccamani. Ma chi su palo dita si tanda bene, ne stenta la compreta. In questi tali noi, da tempo sognati, un alto è lo deserto che è parato. Arinatosi voi dei cuori svacantati, privi di buon sentuto adducato. E peggio è l'intelletto, che poi gli fa profetto galeri con solaggio scarragliato, onde li benvenuti scompini, lo che resta di saluti. Apparo giunti so due deserti, e ne di goglio, ma non naturali, è l'uomo del soggetto causali, che se disai tu chiuso le scelte. Se tu direi a Dio, cazzo, chiedo scusa. Soldo ten alluzzito di lisperti, l'ube credia vosia eternali, e sfraucendilo insieme alla sua vita, lo che ne avanza va è la completa. Queria narrare un'altra cosa. No, e voi tu. Gliel'intende, che sono ungheo, esse, come. Queria narrare. Andate saltato Bulzi. Proite in sal deserto tra questo sa democrazia che si è desertificata. E l'ende perché pure in Bulzi un esempio molto importante. La democrazia aleatoria, un esempio unico in Italia e che si sta divulgando in tutta Europa. E l'unico esempio che abbiamo in Italia è a Bulzi, grazie a Stefano Suggio. Quello che ha detto Gigi è praticamente Bulzi Futura, che è un'assemblea di cittadini che contribuirà a dare una, diciamo, idea appunto di Bulzi di domani. Uno dei membri di Bulzi Futura è Domenico, che fa parte anche della confraternita, e quindi diciamo... Cos'è la democrazia aleatoria? La spiego in due parole. La democrazia aleatoria, vista la caduta della democrazia, noi fino all'altro giorno noi andiamo regolarmente a votare quelli che noi chiamiamo politici, ma non sono politici. Il politico è colui che adopera la scienza, la tecnica o il modo per gestire un popolo. Il politicare invece no, gioca sulle promesse e in qualche maniera si garantisce una cadrega. Questo è il politicare, il risultato del politicare. La democrazia in questo genere muore. A questa democrazia moribonda si è contrapposta la democrazia aleatoria, che non ha eletti, ma ha soltanto dei chiamati, cittadini comuni, professionisti capaci, esperti in ogni e qualsiasi settore, che prendono a cuore la gestione della propria comunità, ed è quello che sta succedendo
a Pulsi, quindi fatta da dei cittadini non eletti ma nominati, che prendono a cuore quello che è l'andamento generale di gestione societario. Questa è la nuova democrazia aleatoria. Ringrazio tantissimo tutti. Adesso proseguiamo con Bulls in Rima. C'era in realtà una piccola parte che avevo commissionato ai poeti del Foghile, però non mi hanno seguito in questa cosa, perché prima di unire Bulls in Rima al concorso poetico avevo chiesto così a quelli che scrivono oggi un tema, e il tema era le donne della storia sarda, quindi l'idea era quella di dedicare Bulls in Rima quest'anno alle figure femminili della storia sarda. Ce ne sono tantissime, tra cui le più importanti Eleonora d'Arborea, Adelasia di Torres e Grazia Deledda. I poeti non mi hanno seguito, quindi le poesie arrivate con questo tema sono poche, ne leggiamo solo 3. Clara. No, era prima recitare Rolando, poi mai leggete prima Ah, facciamo così? E allora però facciamo lo stacco con la confraternita. Mi cambiano i programmi in corsa. La confraternita canta Sos Versos di Francesco Oggiano. Sa
allora ci inseriamo direttamente nelle poesie di quello che fu su Cenacolo e quello che è oggi il Foghile. Grazie Rolando. Buonasera a tutti. Adesso rientriamo in su Foghile, nel Cenacolo vero e proprio. Le prime 8 poesie sono proprio degli autori che io ho conosciuto. Ricordo che disputavano, se ne davano di santa ragione. Pensate che erano tutte persone che al massimo avevano una seconda elementare, semi-analfabeti, però si consideravano grandi poeti. Allora, Francesco Pigureddu, Imbulzi. Progantus esse idda minore, in Anglona sfatto simpatia, con sa sorgente de sa poesia tenes addoppiato su valore. Cacche tenes a valle a Salvatore, e a San Monte e a Giovanni Maria, da cui nasce sa sorgente ia, su più che sa idda d'onore. È il professore della Dinamusa, sebbene sia pure dei scarto, ma tutto gusto non ha importanza, che solo Salvatore l'ha diffusa. Su parente Apollo de Montemalto, pronto fa che conoscere abbondanza. Certo, questi, cioè i puzzesi sanno cosa intendo dire. Andrea Salvatore Gossu, a Pigureddu in risposta. Mi so di mente non mi vetta al taldo, si sonario in baglio ai zeddu. Si imbulzica ad un poeta saldo, mi narrano che cicco Pigureddu. Li mando un sonetto caldo caldo che il suo intende su suo faeddu. Completende di ambo su calveddu, giuria, abbaida su più del taldo. Lascia cantare s'importunatore, ma lo non ti indere per niente, mira che bufonente sei fatore. Attento, non lasciamo i forezzino, poi lascia cantare metà gente, naran su ezzo torra da pezzino. Giovanna Maria Capizza, Giovanna Marietto, no? Sì. Rimprovero. Ringrazia a Dio che sei Dio e a Sant'Antonio che l'ha salvato. In quest'epoca non hai brulato, che teniei paga forza e pago prio. Però non vide il figlio tuo e più più, pure io a ti salvare a po' pregato. Hai finito, sei burro in macca, se manco bessia sa moglie che sei vacca. Fisti uno perdendo tra sette, ma pro te ha pregato un poeta. Giovanni Battista Marras, a Pigureddu. Risposta a s'amico Pigureddu. D'ogni dia ti penso, che sei solo, triste, tu resta in questo chizzolo, se non vieni Francisco Cupeddu. In scritto ti mando su faeddu che a mia istasi in oriolo, sia l'astenia, veni a bolo, a cui sono stato minoretto. Cicco, ti compendo su che naras, tu che a mie a stento paga sorte, mancata non son sasane mascaras. Pro su nostra conorto vineraras, sorfania, prosezzese sforte, sulamento sinara con sallaras. Sentimenti di persone molto semplici. Tondidore, questo è Angelo Ricciu. Angelo le dava di santa ragione a questi nostri poeti. Salvatore, Salvatore, questa è a Salvatore Gossu, Angelo. Salvatore, Salvatore, la satero Sabinna, sa su sole sta si impinna, non fiori sulla ore. Salvatore, deve cedere, pinna, foglios e tinteri, e sbagliato ai mestieri, terremoto da succedere. Salvatore sta quieto,
tranquillo in oraona, casa in musa dell'icona, non ti dan per un affetto, non ti dan sin soroaso, un abbraccio non t'han dato e tan puro minatato che non passi sin parnaso. Desa in musa san sonore e abbraccio frequente, sos poetas veramente Pigureddu e Tundidore. Angelo è forte. Sedatto, la nostra grande poetessa, Ziromina Viga. A Cicco Pigureddu, sentite un po', anche queste se li davano. Otto risponder pure a Pigureddu e tento de vararisi stoccata. Progresia s'avunta avvelenata denzo un scudo in rima al devaeggio. Naras caposa rima biseltrada e non ne sei restato soddisfatto, forse t'ha fatto male su sedatto e a rezzire gusta sedattata. Secondo te, su verso sei malefatto e non mianto che non so mondo, ma fa cattie, non resto secondo, che ti volto tornare sul refatto. Oramai sei sfalata a fondo e se in bozza a mi dire berrittas, forse ti crees brinchittende in saltanchittas o tricchizzendi in su ballotundu. Tanto yugias a petto su mondo, ma come dito in età avanzata, ti consiglio, non l'è cosa picata, che sei soggetto a chi tornare a fondo. Azzetta o caro C, cosa sensata, de gusto battibecco in poesia, de offende, non è st'idea mia, lo abbiamo fatto solo, ma abbiamo fatto solo una bugliata. Bravissima. S'ambizioso Giovanni Maria Dettori, a uno certo tenazza. Come s'aburula di essenzare, de narrare mie su poete, che mulsi inoltre che da seso sette, superiore a mie pro cantare, che Battilda componente su sonetto e Giovanni Maria già il de toccare, e che pure Salvatore Cosso, che quando canta punghiti, che tocca d'osso. Salvatore Carbini. Chiudiamo questa prima parte dei componenti del Cenacolo. Questo è in italiano, Signorina. Non che io che tu sei Salvatore vedi casi romantico, in italiano questo. Era andata a comprare dei fiammiferi nel tabacchino qui in paese ed è rimasto incantato da due occhi celesti di una ragazza che fatto. Allora, signorina, siete troppo assai carina, con un viso delicato. Di voi sono innamorato, dal momento che vi ho vista, quando entrai per l'acquisto di cerini e sigarette. I vostri occhi fiammanti mi colpirono all'istante, il mio povero cuore è una fiamma d'amore. Da quel giorno mi incateva. Grazie dai valore. Invece adesso abbiamo una serie a tema, diciamo, Tundidore Angelo Ricciu, a su nuovo Barnaso, Rocco, Buvone, puro Buvoneddu, suo solitario e fulano, vicario, Donna Assunta, Lanieddu, canta dai Susera su Manzano. Allo si intende solo un aizeddu, sul giovane diventa piligano. Si sicca di si spiga ad ogni rano e si muta di imbro ogni carveggio. Si sighi in questo canto, si sighini questo canto e questo sono il tromare si dai femmina chento di liriale processo cono. Ma si muta su dossi cudalento e pedina sa in musa su perdono si cancella da esso ad ogni ammento. Gente Angela. Su Emme solitario, Sauro Piana. A su poeta Tundidore. Caro Riccio Tundidore, t'amo sappi d'infoghile,
sei storrato cantatore con s'arrima singiannile. Tu sei mastro incantatore con sei foles in carrera, desimpresa, con onore, vi d'accudo in più di un'ala. Zio Buvone con assunta e suo imme solitario, con s'arrima sinfiolanta, fiola sende su vicario. Puru vamos a fulano che con rocco va che in brio, tutto canta pinna in mano, su cenacolo do rabbio. Benedetto Rocco, Andrea Brianda, su Voghile, sesti studato. Se i poeti non scrivono, non forniscono di materiale al cenacolo, si spegne piano piano. Allora, nessuno carrallinna su Voghile. De Mazza vina meta montonata, con poetica male combinata, autore che con diverso stile, d'ogni verso l'han bene maltrattato, iscriendo a serio e manzanile, in priasco che rudda de fraile. Sai musa, su giudizio già l'andato. Dei suoi poeta i benze cancellato s'avanza de Parnasi su Iannile, con un lampo benza dall'umana. E bruglie che un colpo de fusile, e d'ogni rima benze d'olvidata dei suoi poeta nato in Foghile. Figlio e minore de calzuleria, la sala si strada sa poesia. Buvone, Sauro, Piana, attonditore su poeta. Su buvoneggio m'ha bettato uoghe, chi chiede punzittare su buvone, pro il trinare con merda e muscone con verso il duro che buccia di nube. Ma mira che buvone pone poche, con rima ruglia al de mattone, attento che si stampa con punzone e punto di chi serra di nuraghe. Si chiede poetare con buvone, lo può fare con serenità, con zenne versos con tanto piacere. Che se poeta ischido e de podere in suo Parnaso e in sua università azzetta su sonetto pro dovere. È carina questa qui, una bella risposta d'Angelo. S'antico inzetteri Ernesto Molargia. Ecco, adesso entriamo nella poesia, Clara, A me piace molto la semplicità di Ernesto. Ernesto è nato con le duine, no? Adesso si sta evolvendo, sta crescendo. Ecco, adesso fa anche le ottave. Carlo de Zappa di Casciato. Carro de cascetta de cartone, fatta sa die prima o su manzano, pro infilare in bulsi in siltradone, non nide né mancuno usano. Ruen ogni tanto a un montone, picciochetto e pizzino so anziano, sa die tutto un'imbriaghera, ballende e buffende tutta sera. Semplice, semplice, descrive perfettamente una delle nostre grandi feste. Il carnevale. Carnevale di Bulzi. Benedetto Rocco, Andrea Brianda, Chentina Prunischedda. Questa sarebbe, Andrea, il nome della cantina di Ernesto. Allora, d'Ernesto escusta sa Chentina con Prunischedda dulce battigiata. In Bulzi el dai dotto ventomata, si intrassano 10 sa una mina. Minoria sa parenzia questo luogo, già è connotto pure in Sargentina, vendilta mandichenne una deghina, ne si dritta buffenne che uno iogo. Contene d'ogni bene de sa terra, suine, suvane, a Cozzuledda, si pone fine in oghi ad ogni guerra. De Salgiana e pare sa conchedda, sa Sardegna presente in ogni verra, e scusta sa Chentina Prunischedda. Carina. Vicario Pietro Curis a su Buvone. Ma chi eri manzana su Buvone andà due schitto a su dottore, maltratto vide e cano de colore, con su nasa forma de dondone. Sa cosa no il cianavro nudda, narai su dottore assobbiato,
su male che era indagato, però come buffate Bollywood. E te sei innanzi, è laureato, lo buffo ogni sera e non passa. In terra qualche dia c'è una gattana, un Geremia buffona, il terrogliato. Tutto è cominciato a traghida, rima alle genne in su taulino, e non fio manco a concheino, che non ha buffato mai in vita. E de che le poeta visa rimas, che cominciano a cromperne qualche cosa, a bere di tranquillo e non timas. Piras, Moreno, Rocco e Vicario, per rispondere in rima a suoi biados, che ischi di scrivere, male contrario. A poco un peso, sa cosa non è male. All'irci, casamettere, case stue, poeta senna che in ora mala. Siccome c'è anche un piccolo rinfresco, ma ormai la gente il freddo le ha... Vorremmo chiudiamo con S'Antico Inzetteri a Bulls in Rima 2023 e poi l'ultima, guarda, no, vai avanti, no, avanti, eccola qua, sì, che parla appunto di Bulls in Rima di quest'anno e poi Clara ci deve dire due cose e ci avviciniamo al rinfresco. Sì. Bene, S'Antico Inzetteri, Ernesto Molarcia, a Bulls in Rima 2023. In difesa del nostro ambiente, Bulls in Rima ha organizzato un concorso prodotto da gente, per difendere il suo mondo inquinato. Poetas, poi rimotosamente, con bella rima che era da gioato. Questa è proprio una bella idea, rima di dotta da Sardegna in trea. Grazie. Di chi candidato tutto, voglio dire una cosa e via. Su circolo de Sossaldo de Milano, da Edegannos, culto e su Edegannos, organizzano un concorso di letteratura a besto a tottuso saldo, sia di emigrados o residenti in Sardegna, di poesia in lingua salda, concorso internazionale. È un concorso organizzato bene meda, devo dire che Occanno è pure ricco, pure 1.000 euro per su vincitore assoluto e che mi 100 euro per su vincitore della sessione. Chi è che concorrere, basta che mi lunezza e ti nota su premio. E vi saluto e facciamo una cosa come che non si caldi. Bene, grazie ancora a tutti, il rinfresco è da questa parte.